Allora. C'è qualcuno qui tra il pubblico che ce l'ha con qualcuno, con qualcun altro, no? Potrebbe essere questo un modo per sfogarsi. Quanti sarete incazzati con qualcun altro, no? Quando ce l'hanno sempre con te. Sì, adesso qui ci vuole la collaborazione del pubblico. Troviamo sulle mani oppure a muoverci sul posto così. Ancora un giro, e poi. Se avessi previsto tutto questo, dati cause e preteste e attuali conclusioni, credete che per questi 4 soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Va bene, ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crucifisso e così sia. Chiedo tempo, son della razza mia, per quanto grande sia, il primo che ha studiato. Mio padre in fondo aveva anche ragione a dir che la pensione è davvero importante. Mia madre non aveva poi sbagliato a dir che un laureato conta più di un cantante. Giovane ingenuo io ho perso la testa, siamo stati libri il mio provincialismo. E un cazzo in culo e accuse d'arrismo, dubbi di qualunquismo, sono quello che mi resta. Critici voi, personaggi austeri, militanti e severi, e lo scuravo sì. Però non ho mai detto che a canzoni si fa rivoluzioni, si possa far poesia. Io canto quando posso e come posso, quando ho voglia senza applauso fisico. Vendere no, non passa tra i miei rischi, non comprate i miei dischi e sputate i miei dosi. Secondo voi mamme cosa mi frega di assumermi la vega, di star qua su a cantare? Cada molto di più nell'ubriacarmi, oppure a masturbarmi o al limite a scopare. Se son d'umore nero allora scrivo, fugando dentro alle nostre miserie. Di solito da far cose più serie, costruire un suo macerio o mantenermi vivo. Jamaica, Jamaica! Io tutto, io niente, io stronzo, io ubriacone, io poeta, io buffone, io anarchico, io fascista, io ricco, senza soldi, io radicale, io diverso, io uguale, negro ebreo, comunista. Io frozio perché canto, so imbarcare. Io falso, vedo genio, io cretino. Io solo che alle 4 del mattino l'angoscia e tanto vino e voglia di bestemmiare. Secondo voi ma chi me lo fa fare di stare ad ascoltare che chiunque è un tiramento uno? Ovvio il medico dice sei depresso, nemmeno dentro al cesso possiedo un mio momento. Ed io che ho sempre detto che era un gioco, saper usare o no ad un certo metodo. Compagni di gioco si fa peso e tetro, comprate il mio di dietro, io lo vendo per un po'. Colleghi cantautori e la tastiera che si vende alla sera per un po' di milioni. Siete capaci, fate bene ad aver le tasche piene e non solo i coglioni. Che cosa posso dirvi? Andate, fate, tanto ci sarà sempre, lo sapete. Un musico fallito, un teoretico, un vertucello, un prete a sparare cazzate. Ma se avessi previsto tutto questo, dati cause e pretesti, e forse fare lo stesso. Far canzoni e bere vino, mi piace far casino e poi sono nato festo. E quindi tiro avanti e non mi svesto dei panni che sono solito portare. Ho tante cose ancora da raccontare per chi vuole ascoltare e a culo tutto il resto.
grazie.